Sabato abbiamo fatto i spinaci in casa per i nipotini miei e sono sicura che si mangia. Ma ti faccio io, guarda che mi sto bello, guarda. Favorito, confermo consolata. Zia Teresa, buongiorno. Ehi, Salvatore, Cosa stiamo facendo? Cosa sono questi? sono spinaci. Spinaci? La verità proprio? Facciamo una fettata di spinaci. No, i nipotini mi dicono che vogliono i spinacini. I spinacini? Eh. Che le cose E surgelate cose del surgelate, supermercato. mangi No, non c'è cattata, zia Teresa. no. Oggi potete farci, oggi cattati spinaci freschi, oggi vedo pette pollo e mi faccio... Ah, e facci in casa? Sì, ci faccio. E quelle vengono più buone È più e non buone. fanno nemmeno male. No, bisogna da gente. E sai quello che si mangia? Oggi si scarpa pure i spinaci. Sculam e spinaci. E mettiamo il raffreddam e poi facciamo I spinaci. i spinaci a pezzettini. Zia Teresa, tagliamo il petto di pollo a pezzettini, pezzettini. per poi inserirlo nel frullatore. Sì. Però sta prima roba che riusciamo a mangiare. Eh sì, no, quella roba surgelata, carne non No, si ma sa, poi però mettere perfino cosa in per mantenere. no, ma poi mettere in scarta la carne, zia Teresa. Invece L'os, ha cattativo 400 grammi di pette pollo stamattina. 400 grammi, Poi ci metti 150 grammi di spinaci. quelli là che abbiamo già bollito prima. E freschi. E poi man mano facciamo vedere cosa mettiamo. Mettiamo. Aglio, Sì, facciamo a pezzettini piccolini piccolini. e poi... Così in modo mi filano ma che mangi. Oh, questo poi va frullato. Va frullato insieme a tutti gli altri ingredienti. Ecco. Ecco che il momento come una crema. Andiamo a mettere l'aglio. Nel frullatore. Poi Noi metto 4 cucchiai di parmigiano reggiano. 4 cucchiai di Non parmigiano. metto un romano, metto parmigiano, Ci vuole parmigiano. 2, 3 3. e 4. Non ti mando poco poco perché poi a cucchiare non si è degno di buono. Abbiamo bollito poco poco gli spinaci Ecco qua. e li andiamo a mettere 150 grammi, 150 grammi di Di spinaci. spinaci pesati a crudo 400 ovviamente. grammi di petto di pollo, 3 cucchiai di parmigiano, un spicolo d'aglio, E poi per finire sale, sale, quando basta, e il E- mio pepe. sempre quando basta. Non E che tu esagerando. lo fanno male. E poi, Frulliamo, zia Teresa. ecco qua. Questa è la crema Mo uscita abbiamo dal frullatore. vedi? Amalgamiamo. E facciamo prima dall'uovo e poi dopo un grattugiato. Le andiamo a schiacciare un poco. Sì. Ecco qua. Ma aspettiamo che l'oggi si fa un poco caldo. Più calde ne facciamo un'altra. E così i nipoti Wurst Se non si mangiano, mangiano più. capito? Che li cosa. Canza per me che mettono. Zia Teresa andiamo a friggere. Sì, sì. Opla. Ecco qua. Opla. Le giriamo. Ecco qua. E 1. E 2. E 3. Ecco qua. Le spinacine. Sabato abbiamo fatto i spinaci in casa per i nipotini miei e sono sicura che si mangia. Ma ti faccio io, guarda che mi sto bello, guarda. Favorito, confermo consolata.